Seconda giornata di ritorno al Palaverde di fronte ad oltre 4.600 spettatori per l'Imoco Volley Conegliano, che riceve la Lardini Filottrano delle ex Nicoletti, Moretto e Papa Fotiu. Coach Santarelli tiene a riposo all'inizio, dopo il brillante 3-0 di Monza, Capitan Voloz, reduce dalle dispendiose qualificazioni olimpiche. Turno di riposo anche per Paola Egonu, sostituita da Indre Sorokaite. Nel primo set le due squadre iniziano con tanti errori in battuta, finché le Pantere, grazie ai muri di Ogbogu, provano a scappare sul 12-8. Ma la Lardini, trascinata dalle sue ex, su tutte Gaia Moretto, e da un grande spirito di squadra, trova il modo di recuperare. Un ace della neoentrata Bianchini porta le marchigiane a -1 sul 17-16, ma l'Imoco riprende al vantaggio, grazie anche a qualche errore delle ospiti. Nicoletti e Partenio tengono la Lardini in scia fino al 23-22. Ma la chiusura 25-23 premia un'Imoco più cinica. Nel secondo parziale il turno di battuta iniziale di Atina Papa Fotiu lancia le ospiti avanti 5-0, ma l'Imoco non ci sta e con Silla, Ogbogu e il muro di Gennari aggancia a quota 9. Da lì le squadre iniziano un corpo a corpo equilibratissimo tra errori e prodezze individuali. Nicoletti fa la voce grossa, segnerà 6 punti a referto nel set. Coach Santarelli vede Partenio e compagni allungare nel finale 18-21 e poi 20-23 e corre ai ripari inserendo le titolari Il, Egonu e Voloz. Paola Egonu sfiora l'aggancio sul 23-24, ma Filottrano chiude con un ace di Gaia Moretto e pareggia il conto. È il settimo set perso in 15 partite dall'Imoco Conegliano. Nel terzo set, nonostante l'Imoco tenga in campo il sestetto titolare, la partita è ancora equilibratissima. Egonu fa 6 su 6 in attacco, ma non basta per scrollarsi di dosso una Lardini Filottrano che difende benissimo su ogni pallone. Nello sprint finale sono decisivi 2 errori di Anna Nicoletti nel momento chiave, poi Egonu sale in cattedra e chiude 25-22 con un paio di bordate. Nel quarto set i valori rispecchiano la classifica, la Lardini regge fino al 13-9, poi Paolo Egonu va in battuta e decide che la partita può finire qui. L'Imoco vola 19-10 e poi chiude sul velluto con Miriam Silla, MVP e top scorer con 17 punti. 25-11 il finale del quarto set per la 14ª vittoria su 15 gare delle Pantere giallo-blu, mentre la Lardini, dopo un'ottima partita, esce dal campo del Palaverde a mani vuote, ma con segnali di grande fiducia per il futuro, dopo una prova coraggiosa sul campo della capolista.